Questo servizio è offerto da FDL Studio, servizi web e grafica per la vostra azienda. Nel programma 2010 della rassegna provinciale Tra Ville e Giardini, itinerario di danza e musica nelle ville e corti del Polesine, giovedì 8 luglio nello splendido scenario di Piazza Vangadizza, Badia Polesine, è stato portato in scena lo spettacolo della Compagnia delle Acque, Negri, Froci, Giudei e Company, l'eterna guerra contro l'altro. Spettacolo tratto dall'omonimo libro di Gian Antonio Stella e curato da Gualtiero Bertelli con la sua Compagnia delle Acque. In scena Gian Antonio Stella è stato la voce narrante, Gualtiero Bertelli è stato voce, fisarmonica e chitarra. Gli altri protagonisti sono stati Giuseppina Casarin, voce, Paolo Favorido, pianoforte, Domenico Santaniello, contrabbasso, Rachele Colombo, percussioni e voce e Maurizio Camardi, sassofoni e flauti. La rassegna è curata dalla provincia con il contributo della Fondazione Cariparo, presente allo spettacolo con il vicepresidente Fabio Ortolan. L'assessore provinciale alla cultura e promozione del territorio Laura Negri illustra la scelta di questo spettacolo e le ragioni della rassegna. Questa sera qui a Badia un appuntamento con Tra Ville e Giardini, in questo contesto veramente straordinario dell'abbazia della Vangadizza, e uno spettacolo altrettanto straordinario, quello di Gian Antonio Stella. Un momento in cui non c'è soltanto lo spettacolo, ma si prospetta anche un momento di riflessione di fronte a tanti pregiudizi, di fronte a tante barriere rispetto alle diversità, barriere che a volte sono ostentate, a volte invece sono invisibili e che esistono. Quindi noi pensiamo stasera di dare la possibilità, di un momento non solo di svago, ma anche di un momento in cui è possibile riflettere sulla nostra natura umana e sulla nostra necessità di essere più uomini. Poco prima dell'inizio dello spettacolo, risultato molto apprezzato e applaudito, il giornalista e scrittore Gian Antonio Stella ci ha detto: la risposta del pubblico del nord-est di fronte ai vizi che lei elenca o le brutte abitudini che lei elenca in questo ultimo libro, com'è? Ma il Veneto ha varie facce, non si può liquidare come una regione razzista come fa qualcuno, perché è anche una regione dove magari vince la Lega, però l'integrazione è migliore che da altre parti, per cui è una realtà complessa ed è per questo che è interessante. Io ho sempre difeso a spada tratta il Veneto su questa accusa di essere una regione razzista, non lo è. Però è vero che ci sono dei politici che cavalcano alcuni sentimenti razzisti di una minoranza per rastrellare voti, e questo è insopportabile. Rispetto al libro, vista la mano esperta di Gualtiero Bertelli, e quindi parlando dello spettacolo, cosa c'è in più del libro oppure cosa c'è di meno? No, sono due cose diverse che vivono parallelamente senza intralciarsi, anzi credo arricchendosi l'un l'altro. In più rispetto al libro ovviamente ci sono le canzoni che ha recuperato Gualtiero. Dico recuperato perché lui fa un lavoro anche di archeologo in qualche modo della musica, perché io non so dove sia riuscito a trovarla una canzone crociata nel 1195 piuttosto che la canzone dei battipali di Venezia, antichissima anche quella. Sono cose bellissime che vanno a creare un'atmosfera che ti aiuta a capire anche meglio poi tutto il resto che c'è dentro il libro. Scrive l'esatto contrario. Anche lui ha davanti agli occhi degli esempi orribili